Le rassicurazioni non gli bastano, il suo affitto è stato quasi quadruplicato, chiede i fatti e nei fatti minaccia anche di gettarsi di sotto. È la rivelazione di uno dei tanti pensionati che vive in un alloggio Atel al quartiere Pertini a Mestre. Ieri, durante l'assemblea pubblica dei 150 tra residenti e comitati, era decisamente tra i più sconfortati e depressi, come ha rivelato tra il livore e l'afflizione lui stesso. E si butta giù dai terrazzi e uno sarà capito. Dopo vedremo. Sull'ondata di critiche, proteste e lamentele degli inquilini in merito alla nuova legge regionale che prevede anche forti rincari sui canoni degli alloggi popolari, replica lei, la consigliera veneziana passionaria, che non si tira decisamente mai indietro, neanche quando, dice, c'è da metterci la faccia. Volevo dire che la Zaia, il presidente Zaia e l'assessore Lanzarin hanno già dichiarato che saranno pronte, questo non è stato detto, saranno pronti entro settembre delle modifiche. Si pensa anche allo scomputo del TFR e anche dei risarcimenti assicurativi di cui si è parlato precedentemente, quindi mi sembra opportuno dire ciò. Consigliera che tramite la nostra voce estende una precisa richiesta al Comune, cioè gli assessori di competenza alla Casa Luciana Colle e all'arredo urbano Francesca Zaccariotto, ristrutturate le indecorose case delle vie Gavagnine e Vian, dice. Chiedo la ristrutturazione e la messa a norma di via Gavagnin e via Vian, anche perché il canone di locazione è aumentato e mi sembra opportuno anche riqualificare questa area.